primo premio, eh? Sì, anche per quello. Ma con questi 750 euro metterai il silenziatore al tuo telefonino in classe? Devo ancora pensarci, sinceramente. Francesco è davvero emozionato, la sua classe dell'Istituto Nightingale di Castelfranco Veneto ha dato uno dei 4 primi premi da 750 euro del concorso per la promozione e la tutela del patrimonio linguistico-culturale del Veneto, promosso dal Consorzio del Proloco del Veneto, dalla Regione del Veneto e dal MIUR. Una gara con 185 progetti di arte, musica, teatro, ricerche storiche, in cui si sono cimentati 5.000 tra studenti e docenti, 163 scuole italiane, anche di Slovenia e Croazia. Una collaborazione che persiste, ma soprattutto che non dimentica l'identità veneta. I ragazzi ancora parlano in dialetto e in maniera molto tranquilla. Sì, cioè, parlano sempre in dialetto. Se fosse per loro dovremmo fare lezione in dialetto veneto. E le interrogazioni in dialetto? Anche, possibilmente, ragazzi. Però insomma è logico che, perché comunque è la lingua madre che hanno loro ed è quella che veicola tutte le forme di emozione. Dare dimostrazione di come attraverso per esempio il linguaggio si possono integrare situazioni diverse, persone con disabilità che frequentano la scuola o che fanno progetti e vivono gli stessi sentimenti come l'innamoramento che vivono i ragazzi comuni. Una festa di ragazzi, il modo delle scuole di ricordare la fondazione della Repubblica Veneta il 25 marzo, una data che una legge regionale ha riconosciuto come storica. Premi in denaro per investire in strumenti di conoscenza. Non sono tanti soldi, ma un sussidio che sicuramente serve alle scuole che partecipano per poter acquistare dei loro sussidi didattici, per poter diciamo così, allargare anche quelle che sono le loro biblioteche, le loro possibilità di studio su queste tematiche e altro. Baluardo da sempre di identità, lingua e tradizioni, le Proloco. Non esiste popolo senza un'identità e questo va, e anche nelle scuole ci sono anche immigrati, eccetera, generazioni diverse, è importante che conoscano la cultura nella quale vivono. Identità veneta anche nell'altra sponda dell'Adriatico, gli istroveneti, i veneziani che vivono in Slovenia e Croazia. Affidarci e basarci su nuove collaborazioni, nuova convivenza, il nuovo stare insieme, un po' più liberi da quello che sono le zavorre del passato. Le radici sono uno strumento di acquisizione anche del nuovo? Ma senz'altro. Allora, innanzitutto è importante che in uno Stato realmente democratico vengano riconosciute le culture, le identità culturali di tutti. E quindi e soprattutto chi si sente riconosciuto nella propria identità è anche in grado di rapportarsi meglio con le altre culture. Un'indagine su chi eravamo e da dove veniamo è soprattutto un momento di gioco. Alla scuola elementare Grimani di Marghera nel veneziano l'interpretazione ha riportato i ragazzi all'inizio del Novecento, quando i veneti migravano. Patrick, suppongo che tu non vada a scuola vestito così. Chi rappresenti? Un emigrante della storia italiana. Ti sei divertito in questo progetto? Tantissimo. La didattica anche un po' divertendosi, quanto è fondamentale? Io credo che sia importantissima. Ormai l'idea di una scuola tetra, chiusa sempre nell'aula, è insomma un po' fuori dal tempo, quindi imparare divertendosi, facendo soprattutto anche questo tipo di esperienze non può che arricchire il percorso formativo. Che cosa hai scoperto di Marghera che non sapevi? Ho scoperto che dove siamo andati noi a scuola era una città giardino tanto tempo fa e mi sono divertita molto in questa esperienza. È bellissimo lavorare con tante nazionalità perché in queste 2 classi abbiamo 12 nazionalità rappresentate per un totale di circa 18 bambini. E ci portano culture nuove. La biondina in gondoletta sai cantarla molto bene, mi pare. Ma non è proprio, non è la canzone, perché la canzone è normale, mentre questo è solo rap, fatto rap uguale. Insomma, la canzone normale è un po' noiosa, vero? Un pochino. La biondina in gondoletta, l'altra sera gammena. Del piacer, la poareta,
E prima di parlare, tasi, fioi, sei pronti? Da un poco! E per serare in bellezza, buon dì! Ciao!